Tutto pronto per la sesta corsa dal Arcoveggio, confronto per 4 anni sui 1660 metri, 9 al via. Lo schieramento 1 Bowling Clemar, 2 Big Queen Francis, 3 Bowie, 4 Berenice Mag, 5 Brufen Oil, 6 Beverly Jet, seconda fila, 7 Beautiful Trio, 8 Brios, 9 Bahia dei Greppi. Favori per Beverly Jet, numero 6 Maurizio Cheli, 1,60 quota fissa, più o meno stessa quota al totalizzatore. Alternativa principale individuata in Bowling Clemar e Beautiful Trio. Intanto macchina che accelera, c'è stato l'errore di Berenice Mag, mentre si avvantaggia subito Beverly Jet come prevedibile dall'esterno nei confronti di Bowling Clemar. Beverly Jet tende subito a prendere vantaggio perché ha 3 lunghezze di margine già dopo 150 metri e a completamento dei 200 in 14,7 aumenta ancora il proprio vantaggio. Terza posizione per Big Queen Francis, poi gli altri a seguire. Intanto completamento dei 400 piuttosto svelti per la battistrada, 31. In seconda posizione segue Bowling Clemar davanti a Big Queen Francis. Numero 4 Berenice Mag, squalificato. Sgranati. Tanto 600 in 46,1, andatura ora ridotta da parte della battistrada, che davanti alle tribune ha sempre in schiena Bowling Clemar, in terza posizione Big Queen Francis, in quarta c'è Brios, poi Beautiful Trio che precede Bahia dei Greppi. All'esterno cerca di rinvenire Bowie, ma è nelle ultime posizioni. Intanto 1,1,6 per gli 800 e chilometro che viene completato dalla testa in 1,17,3. In vantaggio Beverly Jet su Bowling Clemar, Big Queen Francis, mentre al largo c'è il tentativo di progressione da parte di Brios, che con un gran volo si porta a contatto della leader, la impegna a 400 dalla conclusione. Brios cerca di sorprendere Beverly Jet, che replica con il sopraggiungere della curva, riguadagna terreno, ma Brios viene con estrema decisione all'esterno e attacca. Ingresso addirittura d'arrivo, Beverly Jet e Brios ancora alle prese, con Beverly che è rientrata ormai completamente a Brios. Beverly Jet controlla Brios nel finale, vince sullo stesso, mentre al terzo chiude Bowling Clemar. 1,15,5, 29,4 a chiudere. Bella vittoria per Beverly Jet, che sembrava in difficoltà sulla curva finale, sull'attacco di Brios, che sul parziale ha un po' sorpreso la femmina, ma Beverly Jet si è riorganizzata bene, Maurizio Cheli l'ha comandata a dovere in arrivo e nel finale, vedete, non c'è più nemmeno bisogno di impegnarsi a fondo per controllare un comunque valido Brios, che finisce al secondo posto, a una lunghezza dalla vincitrice, mentre al terzo, molto più distante, è Bowling Clemar. 6-8-1 l'arrivo della sesta corsa Arcoveggio.